spaccio di scambio elettorale. Le donne che vivono nel Veneto non accettano di cedere sui propri diritti acquisiti in anni e anni di lotte. Moltissime donne e uomini che vorrebbero essere fisicamente presenti a dimostrare la propria posizione oggi sono impediti da impegni lavorativi, di studio e di famiglia. Abbiamo perciò raccolto le firme di coloro che sono con qui realmente. Abbiamo portato, alcune si sono anche autorappresentate con sagome di cartone, per occupare idealmente lo spazio lasciato vuoto dal proprio corpo e per dire ci sono anch'io. RU486, le scelte sul mio corpo sono fatti miei. L'SG31, ovvero la riabilitazione di un vecchio inceneritore che era installato a Marghera e che non funzionava più da anni. In pratica hanno deciso di farlo rimettere in funzione con 100.000 tonnellate annue di rifiuti tossici nocivi provenienti da tutto il territorio nazionale. Ricordiamoci che un tumore costa alla società dai 100 ai 150.000 euro. Le case farmaceutiche sono ben liete di avere cittadini ammalati. Andiamo a guardare alcuni dati statistici che riguardano il caso Cadelbue. Brucerà 500 tonnellate al giorno per 25 anni di rifiuti solidi urbani. Sarà un impianto di bacino, quindi brucerà i rifiuti di tutta la provincia di Verona e delle altre province, in quanto non sarà in grado Verona di produrre questo quantitativo di rifiuti che per legge dovrà essere ridotto, aumentata la differenziata al 65%. Ogni tonnellata di rifiuti produce 6.000 metri cubi di gas nell'aria. Se moltiplichiamo per 500 tonnellate scopriamo che ogni giorno verranno prodotti 3 milioni di metri cubi di fumi. La diossina non ha filtri, pertanto nel momento in cui verrà prodotta diossina si accumulerà irrimediabilmente nel terreno. Qualsiasi tipo di interruzione di gravidanza comporta un intervento in sala operatoria con anestesia totale e una profonda riflessione sull'esperienza dolorosa che la donna sta vivendo. La miglior protezione per una donna è avere una legge dello Stato laico che funzioni e che venga applicata correttamente, che non sia periodicamente oggetto di discussione e di scambio di voti e o favori. Sono qui anche oggi per ricordare alla Giunta Zaia che non permetteremo che questo passi. La libertà delle scelte delle donne si concretizza anche con una politica reale del welfare. La prevenzione, ad esempio, che manca totalmente all'interno delle nostre città. I consultori che non hanno più finanziamenti, perché evidentemente questa Giunta preferisce spendere i suoi soldi accendendo inceneritori, accendendo portatori di morti. Quindi ricordiamo che se quest'oggi siamo qua per l'inaugurazione del primo Consiglio regionale, continueremo ad esserci. Il signor Zaia, che con i suoi compagni della Lega ha continuato a gridare "Pavoni a casa nostra", adesso dimostra ancora una volta quanto sono servi. Noi a Vicenza continuiamo a gridare con le nostre forze di voler essere un popolo libero, indipendente, una città che non vuole essere asservita. E che cosa hanno fatto? Che cosa ha fatto la Lega oltre a dire "Pavoni a casa nostra"? Non ha fatto niente quando abbiamo voluto difendere la città da questo mostro che sarà la base americana, la base militare americana, l'ennesima base a Vicenza. Vicenza sta diventando una città militarizzata, sta diventando una delle città più brutte d'Italia. Infatti stiamo lavorando per farla togliere dall'UNESCO. Vicenza è ancora, nonostante tutto, patrimonio dell'UNESCO. Non sappiamo con che coraggio le venga attribuito questo merito. Tutte le